Radio 1 presenta Canta Napoli, vetrina dell'archivio storico della canzone napoletana. Buonanotte ancora una volta da Pachito del Bosco, qui agli ascoltatori di Radio 1, e bentornati all'archivio storico della canzone napoletana. Ha pensato bene ancora una volta di mettere nuove voci dentro l'archivio storico della canzone napoletana. Ci ha portato anche per questa notte una sorpresa, un giovane cantante, addirittura un artista che si autodefinisce cantastorie napoletano, e il genere che lui predilige va dalla più antica tradizione partenopea fino alle macchiette riproposte in una chiave che adesso ascolteremo qual è esattamente. Lui si chiama Stefano Serino. Federico, presentalo. Stefano Serino, stanotte ascolteremo i brani da un suo album che si chiama Cantastorie Napoletano, ma in realtà Stefano, qualcuno se ne sarà accorto, qualcuno l'avrà visto, è davvero un cantastorie, nel resto del mondo lo chiamerebbero un busker. Si esibisce quasi stabilmente dalle parti di via Toledo con la sua chitarra, con il suo cilindro, con la sua giacca rossa, con una valigetta per la raccolta differenziata degli oboli, da un lato la carta, da un lato il metallo, c'è una freccia che dice possibilmente fate a meno del rame. Poi non per paura che lo rubino. Posso fare anche la raccolta porta a porta. È vero che come ascolteremo, la sua predilezione va per il repertorio comico, per il repertorio buffo, ed è anche inevitabile, perché per strada, per fermare turisti e passanti affaccendati, è più facile farlo con una risata che con altro. Ma è anche vero che nel disco, in questo cantastorie napoletano, ci sono poi delle cose più antiche, più datate, più ricercate. Io, prima di farvi presentare Stefano, da lui farvi raccontare chi è, da dove viene e tutto, ve lo farei ascoltare in Lo Guarracino, che apre il disco. Deliziosa questa canzone, che appunto più volte abbiamo ascoltato, continua sempre a stupirci per questa rocambolesca vicenda che avviene sotto così alla superficie del mare, che appunto per cui io proponevo, come forse qualcuno di voi ricorderà, che non si dicesse così di anonimo. Questo è, come nei grandi quadri della pittura, il maestro dello Guarracino, perché appunto ha uno stile inconfondibile, poi dice, ecco, di un surrealismo ancora oggi appunto sconvolgente. Complimenti a questo Stefano Serino. Grazie. E allora, come andiamo avanti? Andiamo avanti continuando con questa storia. Innanzitutto, allora, Stefano, presentati. Stefano, presentati, raccontaci come arrivi a sentirti cantastorie, perché che senso abbia essere un cantastorie dai giorni nostri, anche se quello è il titolo di un disco di Claudio Baglioni, e poi come arrivi a mettere le mani su un'altra parte di questa storia del Guarracino, un po' meno nota, che è O Spusarizio Ro Guarracino. Allora, penso di definirmi cantastorie perché racconto un po' Napoli nelle canzoni. Attraverso le canzoni racconto un po' quella che è la cultura napoletana, la cosiddetta napoletanità. E diciamo, attraverso queste storie si evince quello che è un po' l'atteggiamento del napoletano. Dire napoletano ovviamente è una parola molto grande, interpretata in vari sensi. Per me essere napoletano è quello che quello lì che diciamo esce dall'essere, seguire la cultura, la tradizione napoletana, diciamo, perché ognuno si definisce napoletano a modo suo. Per me essere vero napoletano è questo. Infatti nel disco c'è anche Totonne Quagliarella, è l'unica canzone non buffa, l'ho messa proprio perché secondo me Totonne Quagliarella è l'emblema della napoletanità, cioè l'arte di arrangiarsi, la capacità di non rinunciare ai valori della vita, la dignità, il coraggio, la felicità di vivere anche negli stenti. E quindi diciamo il mio essere cantastorie è un po' raccontare. Da quanto tempo Napoli. lo fai?
Le mie prime esperienze da artista di strada, come tu hai detto, buskers, giustamente tradotto in inglese, risalgono al 93, ancora 17enne. Poi a fasi alterne sono tornato nella strada, poi ho seguito altri percorsi, però quindi possiamo dire sono quasi 20 anni che... In questi 20 anni, oltre a collezionare canzoni dimenticate dai più, ti sei imbattuto in un altro pezzo della storia del guarracino. Esatto, che è O Prusies. Perché lo Spusarizio già era cantato da Concetta Barra. O Prusies è quel pezzo che su tutti i saggi del Guarracino viene dato come il pezzo mancante, il pezzo scomparso. Poi ho avuto la fortuna, per una coincidenza, veramente per una coincidenza, ho conosciuto Pasquale Scialò, un grande cultore della canzone napoletana, al quale dissi che il mio cavallo di battaglia quando mi esibiva era il Guarracino. Lui mi dice che aveva fatto gli studi e mi accenna, sai, così en passant, sai, O Prusies. Io dico, O Prusies, dove vai? Vieni qua, Pasquale, tu me lo devi dare assolutamente perché ci tengo. E così Pasquale mi ha dato la registrazione tratta da un vinile del 1911, incisa da un posteggiatore dell'epoca, Pietro Mazzone, che era ancora conservata nella Phonotype Record dei fratelli Esposito e che lui era riuscito a trovare. Infatti, per decodificare il testo è stata veramente un'impresa, perché le voci dell'epoca erano quelle là stridule, con quei violini, che anche la tonalità era sempre quel mezzo tono sopra da decodificare, e quindi sono riuscito a inserire questo processo del Guarracino. E ovviamente si sa che di questo Guarracino esistono 1000 varianti, quindi è sicuramente una delle possibili varianti di questo processo. Infatti esula un poco dall'andamento un po' più comico, possiamo dire, del Guarracino e do Spusarizio. Questo è un po' più truce, perché nel finale verrà impiccato l'alletterato, quindi un po' spezzo. Allora, hai avuto l'onore, lo avremo spero anche noi nell'archivio storico della canzone napoletana, di aver trovato la continuazione e di averla riproposta ai nostri giorni, che appunto è un'operazione di filologia altissima. Te ne saremo grati per l'eternità. Sono grato di avermi dato voce per questa cosa. E allora, invece adesso passiamo alle macchiette, quindi Cioffi, Pisano, chi sono i tuoi Armando autori? Gil. Ancora prima Armando Gil, ma potremmo andare a Berardo Cantalamessa, che appunto con la risata cominciò proprio l'incisione di questi materiali, diciamo così, che erano cantati soltanto dai posteggiatori dell'epoca. E allora, ripeto, è un compito molto importante quello che ti sei scelto. Poi nella vita hai fatto di altro, oppure sei nato cantante e resti cantante? Come prima mestiere ho fatto proprio questo, poi diciamo un po' di indecisioni nei miei 20 anni mi hanno portato a fare anche altre cose, però poi dai 30 anni in poi ho deciso di fare solo questo e di investire tutta la mia vita nell'arte, nella canzone napoletana poi alla fine. Questo tipo di rapporto è molto particolare, perché normalmente i cantanti che noi ospitiamo si esibiscono o in televisione o in teatri o addirittura negli stadi, nei palazzi dello sport e via discorrendo, quindi ripeto è particolare, quindi dico, sei uno degli ultimi testimoni di questo tipo di mestiere. Sì, forse nel modo di intenderla questa cosa, senza modestia penso di essere uno degli ultimi testimoni, perché penso di riproporre cerco di riproporre queste canzoni nel canone dell'epoca, perché oggi assistiamo sempre a stravolgimenti, per vendere un adattamento a dei ritmi, invece cerco di... Ma tentativo di scriverne di nuove? Di trovare chi ne scriva di nuove? Diciamo è una cosa a cui sto pensando. Non è Pisano Cioffi, ma è De Gregorio Cinquegrana, a cure mamma. Allora, non soltanto macchiette, ma anche duetti. Questo è appunto è un altro vecchio genere che ormai è tramontato, per quando appunto sulle tavole del caffè Chantan, in cui vedo anche dalla presentazione sei ferratissimo, e appunto il comico e la chantosa di grido,
e nel finale praticamente avevano tutto un repertorio di duetti, sempre maliziosetti anziché no, e quindi la cura di mamma noi intendiamo benissimo di cosa si potesse trattare. Chi sono i tuoi collaboratori in questa operazione? Perché appunto abbiamo sentito anche una voce femminile. Allora, la voce femminile è Lorella Monti di un gruppo, si chiamano Le Assurd, che hanno collaborato anche con la sono nuova state compagnia. anche ospiti. Benissimo, sì, sono carissimi amici, suoni itineranti, che diciamo mi ha coprodotto il disco insieme a me, perché diciamo è sostanzialmente autoprodotto, è il marito il compagno di Lorella. Poi abbiamo una pianista, Carla Orbinati, del Conservatorio di Napoli, Gianfranco Campagnoli, che penso già conoscerete, dei Fratelli Campagnoli alla tromba, Francesco Manna, un percussionista diciamo in ascesa, sta facendo belle cose. Matteo Nocera invece è la giovane promessa, è un 20enne batterista. Poi i bambini della Scalza Band, che fanno il coro in Scioscio Ciucciù, ed è un progetto diciamo nel sociale che fanno nel quartiere di Montesanto. Poi ha come fonico Gianni Ruggiero, che penso conoscerete, registra dagli anni 70 con De Simone, i grandi nomi della canzone napoletana, registrato alla Fonotype Record, Dei Fratelli Esposito, sempre per mantenere la tradizione delle registrazioni. E allora, ma quanto c'è tu parlavi di napoletanità, quanto c'è della Napoli di oggi, della Napoli di Gomorra, della Napoli della Terra dei Fuochi in un pezzo come A Cure Mammà o E non sta bene? Possibile che dobbiamo ridere soltanto del passato perché non ci fa male? No, penso che oggi Napoli abbia sviluppato alla potenza il bene e il male. Diciamo oggi troviamo così quelle cose che erano maligne sono aumentate, ma a volte trovi un bene che è inaspettato. Diciamo una città che ha potenziato le sue caratteristiche, diciamo anche per la mole di gente che la abita. Ma dovendo scrivere Ciccio Formaggio oggi o Totonne Quagliarella, che personaggi si potrebbero raccontare? Bella domanda, ma sicuramente una Napoli anche multietnica, quindi si potrebbe anche parlare di qualcuno che non è napoletano in un certo senso, che forse vive più in strada di quanto lo facciano i napoletani oggi, quindi... Intanto attenti alle donne. Abbiamo parlato del genere, abbiamo parlato delle modalità di proposta da cantastoria, quando illustra il Guarracino Stefano, come i vecchi cantastorie, ha alle spalle dei tabelloni per mostrare le varietà di pesci. Questo suo disco è accompagnato anche da un fumetto sul cantastorie napoletano. Abbiamo parlato degli autori, De Gregorio Cinquegrana, questo era Gil, abbiamo evocato Pisano e Cioffi, ma invece quali sono i tuoi artisti di riferimento? Su quali dischi o su quali spettacoli hai studiato, Stefano Serino? Tu dici di Napoli o in generale? Del mondo, non so se Totonne Quagliarella l'hai ascoltato fatto da Sinatra o da Bing Crosby, però dici. Che però si sono imbattuti spesso in brani napoletani. Guarda, quelli napoletani sicuramente Nino Taranto è un grande punto di riferimento. Sono un bruniano alla prima maniera, cioè quando cantava con l'orchestra. Diciamo questi sono i punti un po'. Aurelio Fierro amo molto nella sua simpatia quando racconta le canzoni. Mentre invece a livello internazionale sembrerà strano, ma diciamo un po' i miei punti di riferimento sono stati David Byrne, dei Talking Heads, questi nomi così che ascoltandoli e riascoltandoli mi hanno portato poi a fare un percorso di ricerca di musica mondiale e mi ha portato all'ethno music, cioè alla canzone tradizionale, perché penso che mentre la canzone di un gruppo, di un singolo rappresenti sempre un periodo, una generazione, ma rappresenti sempre un pensiero di una persona, arrivai alla conclusione che invece la musica tradizionale è l'espressione di un popolo e anche attraverso il tempo, quindi per questo poi ho cominciato a imbattermi in questo genere di musica dal quale poi non sono uscito più. E non sta bene, questi sono davvero Pisano e Cioffi.
Come mai secondo te la macchietta è tramontata? Perché appunto su questo repertorio ci si potrebbe benissimo alimentare, come prima di rispondere a Federico, anche una produzione non dico contemporanea ma più recente. Ma forse è tramontata come genere commerciale, però ti assicuro, quando mi trovo nelle situazioni rievocano sempre problematiche presenti, perché l'uomo nelle grinfie di una perfida donna, come le tipiche macchiette al maschile, perché attenzione, poi ci sono anche quelle femminili, le ritroviamo ancora. Però dico subito, per non farmi con nemiche le femministe, ci sono anche le macchiette al femminile dove si parla di uomini scoccianti, petulanti, quindi diciamo la macchietta è per alla Ria Rosa il genere. O giù di lì. Va bene, adesso come proseguiamo? Siccome abbiamo già visto l'inizio, cioè, della canzone napoletana 7 e 800 con il Guerrascino, l'inizio del Novecento con la guerra di Myanmar, metà gli anni 20 diciamo con Armando Gil, siamo arrivati agli anni 50 con Cioffi Pisano che insisteranno per una trentina d'anni. Andiamo avanti cronologicamente oppure c'è un... Beh sì, andiamo avanti, arriviamo a un'altra premiata ditta che non si è fatta notare tanto per l'italiano quanto per aver volato sul cielo di Sanremo. Sono Franco Migliacci e Domenico Modugno, e questa è la storia vera di Pasqualino Maraggià. Volevo dire anche di Modugno perché l'ho scelto, perché anche non essendo un autore napoletano, per me è napoletano a tutti gli effetti, cioè, ha scritto anche pezzi come Io Mamma Te Tu, Caffè, Lazzarella, vabbè, poi quelle romantiche, Tu sei una cosa grande, Resta con me. E mi capita, e ci tengo a dire che lo considero nella napoletanità, perché spesso quando vado a suonare mi chiedono pezzi anche italiani tipo di Iannacci, Gabberi, io scherzosamente rispondo no, mi dispiace, i pezzi stranieri non li faccio, mentre Modugno per me non è straniero. Allora, di notare tanto proprio come dire, il massimo dei tuoi riferimenti come artista, perché appunto anche lui ha spaziato, diciamo così, da macchiette storiche, riproponendo anche quelle precedenti al suo periodo, poi ha così, fatto il portavoce di Pisano e Cioffi per decenni, e poi appunto come appunto concluderemo questa puntata, si è buttato sul repertorio più classico, vivianesco anche. Sì, molto, ha fatto interi dischi, tutto quanto la produzione di Viviani, ma poi li ha portati anche in teatro, le commedie di Raffaele Viviani. Dicevo, e poi appunto arriva a toccare il top della filosofia napoletana, come tu prima raccontavi, che è sotto Tonna e Quagliarella, addirittura scritta dallo stesso autore di O Sole Mio, Giovanni Capurro. Che poi era un cavallo il secondo cavallo di battaglia di Viviani, perché Viviani esordì con Scugnizzo e poi incominciò, diciamo, un po' Capurro, il caposcuola di Viviani, quindi un po' Totone Quagliarelle. Perché l'aveva vista fatta da Peppino Villani, sì, anche il Guaglione. Vabbè, comunque io devo a questo punto ringraziare tutti quanti, nel senso che appunto, visto che sto per salutarvi, ringrazio Carlo Iacono in particolare, ma tutti i tecnici che mi hanno assistito in questi anni, il mio compagno fedele di questa avventura che è Federico Calebre, e soprattutto tutti quelli che di voi ci hanno mandato materiali, che fossero dischi, spartiti e qualsiasi materiale che noi abbiamo immesso nel nostro archivio. Vi lascio questa sorta di eredità, anche se non è di nostra proprietà, quindi questo giovane che abbiamo qui con noi ci garantisce che la canzone napoletana continua, e Federico ne è testimone quotidiano, quindi l'appuntamento non so tra quanto, se ci sarò ancora io o meno, comunque noi dell'archivio qui continuiamo, come dice Federico, a resistere.
Lo slogan antico era resistere, resistere, resistere. Stefano Serino ci ha suggerito di resistere anche per strada, sui luoghi dove si pratica una moderna macchietta, una moderna posteggia, una moderna mantica macchietta. Ci ricorda che la canzone è arte di strada e speriamo di ritrovarci al più presto. Chiudiamo con con un brano che abbiamo proposto tante volte, Pachito, poi in realtà Totò e Quagliarella in questo... Sì, perché è una pietra miliare con cui si vogliono misurare in tanti artisti Come napoletani. direbbe Totò, una pietra emiliana. Questa... Facite come a me, senza timore, offre pure la morte e la piglia a risa.